Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Donna ferita a Palermo. Dopo aver sparato per errore, il responsabile si è scusato. Il colpo sarebbe partito mentre mostrava il fucile. Oggi il prefetto ha convocato il comitato per l'ordine e la sicurezza. Costretto a subire abusi e sevizie, la ricostruzione delle violenze nelle parole dell'11enne di un paesino delle Madonie davanti alla procuratrice per i minorenni di Palermo. Gli orchi, due coetanei della sua stessa scuola. Catania, maxi sequestro di 2 milioni di capi contraffatti pronti per essere venduti per le feste di Natale. Le false griffe avrebbero fruttato 15 milioni di euro. Sono tornati a casa poco prima dell'ora di pranzo di ieri gli oltre 500 fuorisede che hanno approfittato del Sicilia Express. Anche per queste festività la Regione ha organizzato un treno con biglietti a prezzi calmierati e sabato prossimo un secondo convoglio. Calcio, vince il Catania, infiamma il Massimino, rossazzurri superano 2-0 l'Atalanta Under 23, decisivo Jimenez, autore di una doppietta. Il tecnico toscano dice: abbiamo vinto meritatamente. Serie C, Siracusa travolgente, gli azzurri dominano e annientano il Trapani nel derby di ieri, al De Simone finisce 3-0. Bentrovati, andiamo a Palermo dove gli agenti della squadra mobile hanno già individuato il giovane che avrebbe esploso per errore un colpo di fucile da caccia a pallini contro Valentina Peonio, 33 anni. La donna è viva solo perché indossava il cappotto che ha attutito la forza dei pallini. Il responsabile sarebbe sceso dall'automobile, si sarebbe avvicinato alla vittima chiedendole scusa e ora sarebbe in fuga. La famiglia sta provando a contattarlo per convincerlo a costituirsi. Secondo quanto accertato, il giovane stava mostrando a una ragazza, forse la sua compagna, l'arma di cui era in possesso, ma inavvertitamente sarebbe partito il colpo che ha raggiunto alla spalla la 33enne, adesso ricoverata al Trauma Center dell'ospedale Villa Sofia. A quel punto si sarebbe subito avvicinato alla vittima per capire come stesse alla vista del sangue, sarebbe andato nel panico, fuggendo a bordo della Smart. Il prefetto di Palermo, Massimo Mariani, ha annunciato che questa mattina alle 11:30 sarà convocato il comitato per l'ordine e la sicurezza. La procura di Trapani ha disposto l'autopsia sul corpo di un uomo rinvenuto senza vita nei pressi del palazzetto dello sport di Piazzale Ilio. Ad allertare i carabinieri una telefonata anonima giunta al 112 ieri sera, poco prima della mezzanotte. Laura Spanò. È giallo a Trapani. Ieri sera poco prima della mezzanotte una telefonata giunta al 112 ha segnalato la presenza del corpo di un uomo ricoperto di sangue nella zona antistante il palazzetto dello sport a Piazzale Ilio. La persona che ha telefonato però non si è fatto trovare nella zona. Il corpo verosimilmente si trovava nei pressi di questa struttura apparentemente abbandonata, ma in realtà con la luce del giorno si vede dalle masserizie che vi sono ammassate dentro che era abitata e da tempo. Si potrebbe trattare di un senza fissa dimora che ha trovato ospitalità nella zona, che è stata transennata, immediato l'arrivo dei carabinieri e dei vigili del fuoco e infine di un'ambulanza del 118. Ai soccorritori però non è rimasto altro che confermare il decesso. Si tratta di un uomo tra i 40 e i 50 anni. Nella zona del ritrovamento gli investigatori del nucleo operativo del comando provinciale hanno lavorato per ore alla ricerca di una qualsiasi traccia. Tutti i reperti rinvenuti sono stati portati via e saranno esaminati. Al momento sono queste le uniche notizie che trapelano. Per fugare ogni dubbio sulla causa della morte, potrebbe infatti non trattarsi di morte violenta. La procura ha disposto l'esame autoptico sulla salma. Alla vicenda del bambino di 11 anni abusato si scopre che c'era stato almeno un altro episodio di violenza. Le indagini si concentrano su 2 quattordicenni. Adelaide Barbagallo. L'orrore, lo stupro, la vergogna li aveva già vissuti il ragazzino di 11 anni di un paesino delle Madonie che dopo il secondo episodio è riuscito a vincere la paura e a raccontare tutto alla madre. Ad abusare di lui e costringerlo a rapporti sessuali completi 2 quattordicenni nell'abitazione di uno dei due all'uscita da scuola. Sentito dalla procuratrice del Tribunale dei Minori di Palermo con a fianco uno psicologo, il bambino ha confermato e fornito ulteriori dettagli. Il primo episodio a fine novembre, il secondo a dicembre. Al momento gli inquirenti si concentrano sui 2 ragazzi che
che per la loro età e gravità delle azioni potranno essere puniti dalla legge, ma il branco potrebbe essere stato più numeroso. Come spesso accade, i telefonini sequestrati potranno fornire immagini, chat e delineare il quadro della crudeltà. Entrambi i 14enni hanno ammesso di aver avuto rapporti sessuali col minore, asserendo però che l'11enne era consenziente. Ma i referti dei sanitari dell'ospedale Cimino di Termini Imerese raccontano di ferite e lesioni che fanno comprendere come il ragazzino abbia invece lottato per sfuggire agli abusi. Perché io? Perché mi hanno fatto questo? Ha chiesto in lacrime il ragazzino alla madre. La donna è corsa subito a denunciare. Cambiamo argomento, sono stati scoperti 3 mega depositi pieni di abiti contraffatti tra Catania e Mister Bianco, merce falsa pronta a invadere il mercato in vista del Natale. Sentiamo. Erano pronti a finire sotto l'albero di milioni di siciliani, confezionati e presentati come capi di lusso, oggetto del desiderio di molti, eppure era tutto fake, un regalo falso eppure illegale. A Catania la Guardia di Finanza ha inferto un colpo durissimo al cuore del mercato del falso, sequestrati 2 milioni di capi di abbigliamento e accessori contraffatti, nascosti in 3 enormi depositi tra Catania e Mister Bianco. Un vero e proprio tesoro illegale, stipato in magazzini per oltre 600 metri quadrati, più di 4.000 scatoloni pieni di borse, giacche, scarpe, tute sportive con i marchi più famosi al mondo, dal lusso allo streetwear, dai brand dell'alta moda a quelli sportivi. Tutto falso ma curato nei minimi dettagli, con etichette e perfino QR code che rimandavano ai siti ufficiali delle maison, capaci di ingannare anche l'occhio più esperto. La merce era pronta a finire sul mercato proprio ora, alle porte delle festività natalizie. Secondo le stime avrebbe fruttato oltre 15 milioni di euro. 3 le persone denunciate, mentre le indagini proseguono per risalire all'intera filiera del falso. Un'operazione che accende i riflettori su un fenomeno sommerso che danneggia l'economia legale e mette a rischio anche i consumatori. Nel tradizionale incontro per gli auguri di Natale, l'ex presidente della regione Raffaele Lombardo ha lanciato un messaggio al governatore Schifani dicendo: dobbiamo quadrare il cerchio. Orazio Longo. Bisogna fare quadrare il cerchio e questo lo può e lo deve fare Schifani. Il tradizionale incontro per lo scambio degli auguri natalizi di MPA Grande Sicilia al Parco degli Aragonesi, nelle ore in cui si discute la finanziaria a Palermo, non manca di proporre un ragionamento politico da parte dell'ex presidente della regione Raffaele Lombardo, che da Catania si rivolge direttamente al governatore in carica Renato Schifani. Questo cerchio ha bisogno di essere quadrato, con forza, con autorevolezza e con la determinazione che l'elezione diretta gli consente. Da ora in poi si fa così con questa squadra e si raggiungono questi obiettivi. Chi non ci sta se ne va, tanto c'è 1 anno e mezzo da qui alle elezioni ed è 1 anno e mezzo, come dire, per rilanciare la regione e per raggiungere obiettivi importanti. Altro capitolo, la questione sanità. Nella sanità ci vuole un gatto feroce che senza trappole per i topi e senza colle dove si resta appiccicati, li metta tutti a stecchetto e li intimorisca tanto da fare diventare tutto virtuoso. Io un nome ce l'ho e l'ho fatto a lui. Per carità, si può chiamare bianco, verde o giallo o russo se volete, ma va fatto subito. Ci fermiamo, c'è una pausa e torniamo tra poco per mostrarvi l'arrivo di ieri del treno Sicilia Express. E siamo tornati in studio. Ieri sono tornati a casa poco prima dell'ora di pranzo gli oltre 500 fuorisede che hanno approfittato del treno Sicilia Express anche per queste festività. Infatti la regione siciliana ha organizzato un treno con biglietti a prezzi calmierati, ma non è finita qui perché sabato prossimo arriverà un secondo convoglio. Francesco Aloi. L'attesa dei familiari. Il Sicilia Express arriva a Siracusa. Il treno partito da Torino si è fermato qui, come a Palermo, dopo quasi un giorno di viaggio. 560 i fuorisede a bordo. Anche se i biglietti siamo riusciti a prenderli solo 2 giorni prima, sono stati un po' una sorpresa, non sapevamo nemmeno se riuscivamo a prenderli. Tra musica, balli e tombolate, il viaggio è stato un vero divertimento. L'allegria emerge anche dalle stories pubblicate sui social. Vorrei agganciare il tono alla sonata
Devo dire che come iniziativa è stata abbastanza carina, divertente, sicuramente la rifarei. Il Sicilia Express è sempre più atteso, un'opportunità che la regione dà ai fuorisede, un modo per sfidare il caro voli che in questo periodo ha l'exploit. Una bellissima esperienza, io non sono mai scesa con il treno e ci siamo divertiti, abbiamo fatto 1000 attività e è stato veramente bello. I biglietti al prezzo di €29,90 sono andati a ruba in un batter d'occhio. Novità di quest'anno il bis. Sabato prossimo infatti arriverà un secondo treno che porterà altri siciliani che studiano o lavorano al nord. 2 anche le partenze per il rientro 5 e 10 gennaio, perché per spostarsi dal nord al sud non basta un cassonetto. Poi vale, ma E prima di andare al calcio, un'occhiata alle agenzie. Un detenuto si è tolto la vita nel carcere di Balate a Gela. Si tratta di un 37enne gelese di recente coinvolto in una inchiesta antidroga. È stato trovato impiccato nell'istituto di pena. Sono stati appunto celebrati già i funerali. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo con la pagina dedicata al calcio. Cominceremo dalla bella vittoria di ieri del Catania, tra poco. E siamo al calcio, vittoria per 2-0 del Catania al Massimino sull'Atalanta Under 23. È stato decisivo Jimenez, autore di una doppietta. Rossazzurri di nuovo in vetta alla classifica insieme al Benevento, obiettivo raggiunto, appunto, sono campioni d'inverno. Sergio Colosi. Il Catania vince e convince, riconquista la vetta e chiude il girone d'andata senza gol subiti al Massimino. 2-0 all'Atalanta Under 23 con la doppietta di Jimenez. Sotto una pioggia battente davanti a quasi 20.000 spettatori, prestazione di grande spessore dei rossazzurri. Toscano lancia dall'inizio Pieraccini per lo squalificato di Gennaro, con Donnarumma a sinistra e Lunetta trequartista. Nell'Atalanta occhi puntati su Vavassori, già 8 gol quest'anno. Ritmi alti fin dalle prime battute, un'uscita decisiva di Vismara su Lunetta e un destro di Vavassori con respinta di Dini sono le occasioni all'alba dell'incontro. Al minuto 32 Catania in vantaggio, nessun dubbio sull'irregolarità di Guerini su Lunetta. Dagli 11 metri l'ex di turno Jimenez spiazza Vismara con un piatto sotto la traversa. L'inesauribile Panada guida i rari tentativi di rimonta. Prima del riposo il sinistro di Lunetta è potente, ma Vismara si supera. Ci prova anche Cortinovis con Dini attento. Al rientro dopo un'intensa pioggia, terreno di gioco ancora più pesante. Lunetta alza la mira, entrano Rolfini e Caturano per Lunetta è forte. Dini chiude su Simonetto e sull'angolo Comi colpisce di testa al lato. Il Catania torna a dominare. Il destro di Casasola finisce sul palo esterno. Caturano non è lucido in zona gol, ma lancia Rolfini fermato dal palo. Sulla respinta il destro di Jimenez è vincente per il 2-0 finale. Una vittoria meritata, lo dice mister Toscano nel dopopartita. Sentiamo. Era l'obiettivo che ci eravamo posti, di finire il girone d'andata in testa. Ci siamo riusciti con fatica, nessuno ti regala niente. Questa squadra ha il piacere di fare fatica, di sacrificarsi, di lavorare per migliorarsi ogni giorno. Abbiamo affrontato una delle squadre più forti secondo me, dal punto di vista fisico, dal punto di vista qualitativo, dal punto di vista dell'organizzazione di gioco. I ragazzi sono stati bravissimi e abbiamo vinto meritatamente. Abbiamo costruito questa squadra, l'abbiamo plasmata affinché non fosse un gruppo che trovasse alibi, giustificazioni alle emergenze o alle decisioni arbitrali, di trovare sempre soluzioni e uscire da situazioni che possiamo uscire per le qualità che ci abbiamo, e oggi l'hanno dimostrato. Restiamo alla Serie C, ieri l'atteso derby tra Siracusa e Trapani, dove appunto il Siracusa è stato davvero travolgente, dominando e annientando il Trapani. È finita 3-0, sentiamo il resoconto di questa partita da Marco Petrolito.
Gara a senso unico al De Simone, dove il Siracusa torna a sorridere conquistando con una prova autoritaria l'attesissimo derby contro il Trapani. 3-0 il risultato finale di un match rabbioso e dominato dagli azzurri dall'inizio alla fine. Aretusei che partono forte e mettono subito alle corde i Granata, costretti sulla difensiva sin dai primissimi minuti di gioco. Dopo una clamorosa traversa colpita all'8° da Parigini, il vantaggio arriva 2 minuti più tardi con Contini, che è bravo a controllare e a finalizzare un'azione corale ben rifinita da Limonelli. Il Trapani prova a rispondere al 13° con un colpo di testa di Grandolfo parato da Farroni, ma il Siracusa continua a spingere e sfiora più volte il raddoppio, che arriva puntuale allo scadere del primo tempo. Parigini semina il panico sulla sinistra, serve Ba ed il centrocampista senegalese, uno dei migliori in campo, supera Galeotti con un elegante tocco sotto per la rete del 2-0. Nella ripresa non cambia il copione, gli azzurri mantengono alta la pressione e al 55° chiudono definitivamente le ostilità con Contini, rapidissimo a sfruttare il dialogo tra Ba e Limonelli e a trafiggere con una botta sotto l'incrocio l'incolpevole Galeotti. Il Trapani non riesce più a reagire, mentre il Siracusa sfiora il poker, prima al 75° con Molina di testa, poi con Puzzone e al minuto 80 con Candiano. Al triplice fischio finale, la delusione dei tifosi azzurri legata ai mancati pagamenti societari della settimana scorsa, che potrebbero portare anche ad una penalizzazione, si trasforma così in festa. Davanti a 3.300 spettatori, infatti, nonostante la pioggia battente, il Siracusa ritrova il successo e la fiducia necessaria per continuare a lottare per la salvezza. Non ci sono altri aggiornamenti, dunque il nostro telegiornale finisce qui. Io vi ringrazio per averci seguito, vi lascio adesso alla rassegna stampa curata da Luca Ciliberti e vi ricordo che Sicilia 24 tornerà alle 14. A tutti una buona giornata.